sono 60 giorni che abbiamo salutato Adriano, questo mi sembra un modo giusto per ricordare ancora una volta quel saluto che gli abbiamo dato, un saluto che rinnoveremo ogni qualvolta invece ci ricorderemo di lui. E è un piacere ricevervi in modo che possiate gustare quello che sono state delle opere fatte dal nostro sindaco, dico nostro perché chi è sindaco lo reputiamo rimanga tale in quanto ha operato per il bene della città. Il ricordo che abbiamo di lui oggi è tangibile in molti settori. Penso sia sicuramente arricchente per tutti conoscere meglio queste opere. E ringrazio naturalmente la moglie che è qui presente e ci accompagna sempre. Grazie a tutti voi. Mi hanno chiesto di darvi un po' da guida per l'esposizione delle opere sue, per spiegarvi anche le finezze, le sottigliezze che lui ha saputo dare a questo tipo di sua creazione artistica. Abbiamo detto che Adriano voleva essere ricordato come artista. Noi stasera facciamo un po' di lezione di storia, perché molto è connesso alla storia, e un po' anche di spiegazioni artistiche. Il pallino della storia possiamo ritenere che Adriano non l'abbia maturato solo in questi ultimi 2 o 3 o 4 anni, è una costante, si può dire, anche di una sua predisposizione, di una sua sensibilità. Questo io l'ho percepito ogni volta che ci incontravamo a livello di incontri familiari, che ci si chiedeva dei vecchi ricordi di famiglia, ma del nonno, delle vecchie usanze, tutto quello che fa recuperare un mondo condiviso, un mondo comune. Ma per lui si è acuito ancora di più questa sensibilità verso la storia quando ha cominciato a essere consapevole che il recupero del passato e della storia vuol dire anche recuperare l'identità del presente. E per lui questa identità ha avuto dei drammi familiari non indifferenti. In primis ha avuto il nonno che ha fatto la Grande Guerra ed è purtroppo stato dichiarato disperso nel Pasubio, nel Vicentino, quindi. Ma non solo il nonno per la Grande Guerra, ma anche il papà Antonio, che invece aveva fatto la Seconda Guerra Mondiale ed era stato catturato dagli inglesi, aveva fatto un periodo di vagabondaggio in varie parti del mondo fino al punto di tornare a casa. La tensione verso il passato dopo l'ha ancora di più accresciuta con la sua esperienza di amministratore, assessore prima e sindaco dopo. Io mi sono sfogliato alcuni dei notiziari del comune di Cadoneghe e ne ho trovato uno in particolare. Quando Cadoneghe comincia a superare la soglia dei 15.000 abitanti, lui nel suo editoriale, oltre a dare il benvenuto ai 15.000 abitanti, lo intitola Imparare dal passato per costruire il futuro. Dicembre 2003. Ed è interessante le riflessioni che fa, non a caso la copertina, un paese che cresce senza dimenticare le sue radici. Vedete anche questo è abbastanza sintomatico di quello che Adriano sentiva di dover dare anche al suo paese come comunità. Come formazione artistica, lui si forma come architetto, si rifà a Kandinsky, a Burri, a Fontana e a tanti altri come pittori che hanno in qualche maniera colpito la sua attenzione. Scendiamo sull'aspetto artistico, prima di guardare ogni singola opera, intanto esaminiamola come struttura. È composta da una struttura molto semplice, sobria, essenziale, che punta alla verticalità. È verticale ogni singola opera. È come se il quadro o l'opera non dovesse essere racchiusa in una cornice, ma dovesse andare oltre. La struttura verticale, molto semplice, dicevo, il quadro, non c'è una cornice, quindi qualcosa che va oltre anche al racchiuso che poteva essere la dimensione di un quadro, e i colori. Noi vedremo che quasi tutte le opere di Adriano ruotano attorno a 3 colori fondamentali: il rosso, il nero e il bianco. Il valore antropologico di questi 3 colori per lui gli serve per esprimere tutta la profondità di ogni singola vicenda che lui cerca di trasformare in opera artistica. Non è un'intuizione solo sua di questi 3 colori, ma anche nelle popolazioni dell'Africa, nelle popolazioni antiche, il nero, il rosso e il bianco hanno sempre avuto un significato particolare. Il bianco sta per indicare quasi il passato.
il passato che è costellato di ricordi. I ricordi sarebbero come un mosaico, un puzzle di colori, ma che una volta rimescolati ci danno il bianco proprio come effetto. Questa è la legge di Newton, molto semplice. Quindi il rosso sarebbe il presente, il contrasto, l'aggressività anche e la presenza del costante divenire è collegata quindi anche al rosso. E il nero è quel qualcosa di misterioso ma che non si conosce, ma che ha a che fare con il futuro, poiché il futuro noi non lo conosciamo, lo intuiamo, lo intravediamo, è qualcosa ancora di nascosto. Ecco quindi il nero. Ma questi sono aspetti che non possiamo calare pari ogni singola opera, ma che animano quella che può essere una sua intuizione. Allora, dopo queste premesse molto semplici ma necessarie, andiamo a vedere le singole opere. Cominciamo dalla prima, Il pane amaro. Voi vedete una cala rossa che incarna la speranza, e una gavetta di un militare. Siamo nel 1919-20, tutti i soldati che hanno fatto la grande guerra e che con enfasi si dice abbiamo vinto perché è stata conquistata Trento e Trieste, l'Italia dispone di più terre, tutti questi giovani chiamati a morire ora si aspettano la ricompensa di avere terra. Purtroppo scendono in piazza a protestare perché la terra non la ricevono, hanno solo un conteggio di morti che supera i 600.000 e la gavetta originale di un soldato della grande guerra è messo lì come il pane amaro, cioè il soldato che rivendica la sua ricompensa per il sangue versato ma che non la riceve perché il governo non gliela sa dare. È l'emblema della prima opera, con l'umiliazione di coloro che avevano combattuto, rappresentata dalla speranza di questa cala rossa e dalla gavetta di questo soldato che invoca la sua ricompensa ma viene tradito in questa sua speranza. La seconda invece è la dittatura del mastio. Qui è emblematico le tre calle, vedete, con il tricolore abbassate e asimmetriche al colore nero del mastio. Il mastio è quella torre che all'interno del castello era quella più alta, che consentiva ai nemici di non espugnarla. Quando cadute le mura si andavano a rifugiare in queste torri granaio, anche in epoca medievale. Quindi la dittatura del mastio impersonifica la dittatura del fascismo, che ancora una volta sopprime le libertà e toglie anche l'ossigeno ai partiti con tutte le leggi che ancora una volta stravolgono anche quel po' di democrazia che era rimasta negli anni 20. Passiamo quindi alla terza, l'ora irrevocabile. Vi tralascio tutta l'evoluzione che conosce il fascismo con l'omicidio Matteotti del 26, la derubricazione di tutte quelle leggi, la chiusura delle associazioni. Andiamo a vedere il fascismo come celebra il trionfo di un consenso maturato negli anni 30, lo celebra con le adunate in piazza, già allenati con i sabati fascista che non conosciamo. L'ora irrevocabile è quando il Duce riempie Piazza Venezia a Roma e fa quel benedetto famigerato proclama che l'Italia a questo punto, dopo il primo anno di non belligeranza, comincia a voler godere i frutti di tutte quelle vittorie che il Terzo Reich stava inanellando una dietro l'altra. A questo punto io vi faccio sentire proprio il discorso di Mussolini. I cantanti di terra, di mare dell'aria, i cantautori di Gran Bretagna e di Francia. Quello che è significativo è l'apoteosi o soprattutto l'euforia delle folle attorno a un annuncio di proclamazione di guerra. E l'opera come lo rappresenta? La vittoria di un'ideologia rappresentata in questa palla nera, il regime fascista, che è riuscito a soggiogare migliaia di persone. Li vedete? Questi, uomini così trasformati sono schiacciati dalla forza di questa ideologia che loro celebrano con convinzione in piazza, battendogli le mani quando ha appena dichiarato che ha bisogno di alcune migliaia di morti per sedere al tavolo delle trattative. Un altro elemento che è significativo di tutte le opere, voi troverete delle palline rosse e delle palline nere.
queste rappresentano l'ideologia. Perché una sfera? Perché l'ideologia è qualcosa di perfetto, di compiuto, qualcosa di definito, come la sfera stessa geometricamente si pone. E l'ideologia stessa, quando vuole fare proprie tutte le persone con uno schema teorico o ideologico, non lascia spazio a nessuna deviazione, si deve sottostare proprio all'impostazione ideologica. Quindi l'ora irrevocabile, l'ideologia è la sfera grande di questa conquista della coscienza, soprattutto delle persone. Le conseguenze sono questa quarta opera, L'ultimo bacio, è richiamato da una opera di Gustav Klimt, 1908, e per Adriano l'opera artistica è tagliata da questa linea, una linea che indica la separatezza oppure la tragica divisione dei soldati che stanno per partire al fronte per presentarsi, diciamo, o per rispettare la dichiarazione di guerra. Quindi come L'ultimo bacio abbiamo una commistione di tanti affetti che vengono lacerati, non solo dei giovani con le fidanzate, ma dei figli verso i loro genitori o verso i loro nonni e così via. Quindi è un affetto infranto, c'è sempre il filo spinato che richiama la dimensione bellica, belluina, selvaggia, ferina dell'uomo. Dal buio di un carro bestiale. Questa è l'immagine che richiamerà nella mentalità di ciascuno di voi le facce di alcuni deportati nei vagoni bestiali che si affacciano dai finestrini come per salutare, come per vedere se intuiscono dove andranno a finire, in quale lager o in quale città della Germania saranno deportati. Qui osserviamo anche che la sfera in questo caso si è fatta rossa, non è più nera, si è fatta rossa. Abbiamo sempre la rappresentazione di un'ideologia, in questo caso abbiamo l'ideologia del Terzo Reich, ma tutto sommato non vuol dire propriamente l'ideologia che impersonificava il Terzo Reich, ma un'ideologia che escludeva il diverso, che non era considerato della razza ariana, e quindi tutti gli associati, gli omosessuali, ma anche i testimoni di Geova, gli ebrei, coloro che non venivano ritenuti degni di considerarsi ariani, venivano deportati. E l'emblema di questa maschera che invoca un po' di speranza, ma si trova il filo spinato davanti, perché c'è sempre l'ideologia nazista che la sovrasta. In questo caso Adriano vedete che ha messo più linee di filo spinato, perché voleva dire che queste persone era vietato pensare, era vietato guardare, era vietato ascoltare, era vietato parlare. La persona umana era limitata. Quando si tira una linea, no, sopra un qualcosa che non serve anche a scuola, che è sbagliato, e questo è il significato. In questo caso volevo intervenire appunto perché l'aveva messo proprio per esprimere l'annientamento delle persone, in questo caso dei deportati. Non a caso i tedeschi avevano coniato questo termine Nebel und Nacht, nebbia e notte. Queste erano le costanti di tutti i deportati, perché dovevano proprio sparire nella notte e nella nebbia. Andiamo sui binari dell'Olocausto. Anche questo è un'ulteriore sottolineatura della forza dell'ideologia, ma impersonificata con un binario. Lo vedete? Bellissimo questo, sempre il filo spinato, con al centro la stella di Davide, il popolo per eccellenza chiamato alla deportazione. Ricordiamo tra i 5 milioni e 800 e 6 milioni, come dicono, che vale la pena sempre tenere presenti. Un dettaglio che è giusto precisare: Adriano lo teneva ben presente anche quando lui doveva partire per qualche viaggio, andava alla stazione di Padova. Lui ricordava sempre: ma guarda un po', attraverso questi binari sono passati i vagoni, i carri bestiame di tutti gli ebrei o di tanti deportati verso i lager di Germania. Sapete benissimo che una tappa degli ebrei catturati a Roma nell'ottobre del 43, mi pare, vengono fermati solo qui a Padova, e Adriano vuole anche un po' forse
esprimere un omaggio verso questa presenza anche a Padova, qui vicino, quindi alle nostre porte di casa, di questi ebrei, di cui la gran parte saranno completamente annientati. L'altra cosa significativa è sempre il richiamo dell'ideologia. Allora lui dice che la forza dell'ideologia deve essere stata così forte da far sopire quel brandello di coscienza che comunque delle nazioni che si dichiaravano cattoliche dovevano avere o protestare o reagire in qualche maniera. Banditi al muro, qui ci sono varie simbologie. C'è un uomo che sembra, vedete, è staccato, ma che nella simbologia di questo quadro simboleggia proprio l'impiccagione a cui erano sottoposti i partigiani se e come e quando venivano trovati. Sapete che per i tedeschi che occupavano l'Italia del Nord i partigiani erano considerati banditi, questo era il termine vero e proprio, e lui l'ha chiamato proprio banditi al muro. Quindi la libertà rappresentata con la violenza soffocata, una sbarra messa di traverso come monito anche delle torture a cui questi partigiani venivano sottoposti prima di essere uccisi, buchi, così vedete, perché sono materiali in qualche maniera che parlano anche da soli, quindi fuori dei proiettili, dei fucili o altro, a cui venivano continuamente sottoposti. Banditi al muro. Sangue nel sangue è la silhouette, se volete, di un fiume che sta scorrendo in maniera sinusoidale, ma portando il sangue degli amici e dei nemici. Adriano si chiede che cosa ha portato questa guerra, sia la prima ma anche la seconda, quando il sangue delle due compagini era allo stesso maniera uguale. Ricordiamoci che non è una intuizione di Adriano, ma chi ha avuto occasione di parlare con qualche reduce della Grande Guerra si ricorderà che il fiume Isonzo in certi momenti della battaglia, visto che ci sono state 12 battaglie per conquistare l'Isonzo, in certi momenti il fiume Isonzo trascinava i cadaveri proprio a valle ed era pieno, era più rosso che blu in certi momenti. Adriano dice che anche il fiume Brenta, che passa per Bassano o altro, in certi momenti dove la mattanza era forte si macchiava o diventava addirittura di colore rosso. Saranno esagerazioni, ma per la Grande Guerra, visti i 600.000 morti che ci sono stati e che morivano, pensate, ogni assalto si perdevano dai 30 ai 40.000 soldati, quindi pensate un po', è facile intuire che questi giovani lasciassero il loro segno anche a livello del corso d'acqua che avevano sotto i loro piedi, insomma, ecco. Quindi l'interrogativo aperto del sangue uguale, che è dello stesso colore, ma dove può portare? Sempre per rispettare dei dettami di guerra, sempre con le due sfere rosse. Quando le cattedrali erano bianche, qui cercate di vedere, questa sembra proprio, anche se c'è questa barra nera, in realtà questa è proprio una chiesa, vedete, con le due torri, è una chiesa. Le cattedrali erano bianche. Lui ha messo anche due nomi, Cima Palma e Monte Visser. Nell'altopiano di Asiago mi pare che sia, vero? Sì. Ecco, dove ci sono state la cattura dei partigiani e fucilati immediatamente. Quindi. Però il significato di questo quadro è molto più profondo di quello che si può vedere a prima vista. Le cattedrali erano bianche e le cattedrali sono le Dolomiti, le montagne. Quando erano bianche, cioè quando erano rispettate, si potevano ammirare nella loro bellezza, anche adesso grazie al cielo. Ma se voi cominciate ad andare nelle montagne, in certe montagne dove si sono costruite trincee, dove si sono scavate le gallerie, dove si sono bombardate continuamente, trovate che queste cattedrali sono state trasformate, sono state impoverite. Forse, Annalisa, tu mi puoi dire se con tanti dialoghi che Adriano aveva con i vecchi di Asiago, Tullio, Gregorio, ecco, che gli raccontavano che anche adesso che loro vanno al pascolo o vanno in qualche posto dell'altopiano di Asiago, sentono che il bosco è stato violentato e non ha ancora recuperato il suo humus, non ha ancora recuperato il suo clima, se vogliamo, proprio per effetto di questa massiccia violenza che le due guerre hanno inflitto, sia nella prima soprattutto.
Tenete presente un altro dettaglio: per la prima volta l'uomo nella grande guerra va a combattere sopra i 2000 metri, i 3000 metri. Non era mai successo. Si combatteva sempre su spianate con i vari eserciti preparati per lo scontro frontale, ma la grande guerra fa sperimentare all'uomo anche la durezza della guerra in alta quota, con tutti i segni che ancora oggi le montagne esprimono di questa violenza che è stata perpetrata con i bombardamenti e con lo scavo, la città di ghiaccio sul Pordoi o anche sulla Marmolada, che adesso si sta anche recuperando, per fortuna, anche per ricordare il sacrificio di tanti che sono morti. Quindi quando le cattedrali erano bianche, voi vedete, bellissima riproduzione. Liberazione e speranza, il 25 aprile è ormai data simbolica dell'insurrezione, il CLN a Milano dà l'ordine che è giunto il momento di scacciare l'usurpatore, il nazifascismo che occupavano le varie città dell'Italia del Nord. Ricordiamo che Padova viene liberata 3 giorni dopo, quindi il 28 di aprile, e c'è tutto un momento di confusione dal 25 al 29 aprile. A Cadone qui si sono vissuti giorni di tensione, di morti e di violenza, perché con lo scoppio della casa del fascio stavano quasi festeggiando quello che poteva essere l'euforia di una liberazione ritrovata, quando esplode questa casa del fascio. Mi pare che faccia quanti? 12 morti? Quanti ne fa? 19 morti, ecco. Ed è un fatto che ha impressionato molto. E per Adriano andare anche a recuperare la storia locale di Cadone è stata una pagina che lo ha sempre appassionato, perché ricordiamo che Cadone era una specie di roccaforte della presenza del partigianato locale. C'era proprio un gruppo, una formazione che era costituita con Raimondo Zanella, poi che altri nomi potete benissimo aggiungere voi, ma di persone che facevano riferimento per questa insurrezione alle porte della città di Padova. Torniamo all'opera, vedete le 3 calle che erano appassite e trasformate giù per la viadotura del Masti, e qui le troviamo di nuovo elevate. È bellissima questa trasposizione, è molto semplice, con il filo spinato cade il fascismo, era già caduto quel 25 luglio, comunque abbiamo proprio la liberazione totale e questo emblema di opera: liberazione, speranza e liberazione. Tombe dimenticate, qui potrebbe essere che le tombe dimenticate sono anche di tanti che non sono stati più ricordati nel dopoguerra, ma che sentendosi comunque vincitori perché erano riusciti a debellare la presenza del nazifascismo, si presentano con un piatto in mano, ma anche con la silhouette di una croce per ricordare i morti o i defunti che ogni paese si ritrova ad avere. Sempre il fascismo che viene continuamente ricordato come fine di un'epoca. Ricordiamo anche un altro aspetto, piccolo inciso: per Adriano, come anche per ogni artista, l'arte è sì comunicazione, ma anche condivisione. Lui amava la condivisione anche delle idee, del confronto, di ciò che ognuno poteva suggerire vedendo la sua opera. Non è che Adriano dicesse devi capire questo significato perché io ci ho dato questo senso. Se un'altra persona gli dà un significato, una simbologia diversa, lui l'accettava, anzi la discuteva, la metteva al confronto, sì hai ragione, ma forse mi promettevo qualcosa di più, di diverso. Quindi anzi lui era contento se l'osservatore riusciva anche ad arricchire di significato ciò che lui era riuscito a dargli, sia pure con una descrizione più didascalica. La memoria sepolta, anche questa molto significativa ed emblematica, ed è bella anche come descrizione artistica. C'è sempre un uomo sotto questa curva, un uomo sempre coperto dal filo spinato, ma la memoria sepolta è come se questa linea a un certo punto fosse stata proprio una voluta dimenticanza del passato. Per Adriano il riferimento è quello dell'amnistia Togliatti nel giugno, mi pare, del 46. Togliatti, visto che c'era ancora un clima di tensione e di vendetta in Italia, decide di finirla con la vendetta e quindi in qualche maniera offre una mano, una riconciliazione anche a quelli che erano state le persone che avevano collaborato con il fascismo negli uffici, nei municipi o meno. C'erano state tante persone che, volenti o nolenti, avevano condiviso il regime fascista. Con l'amnistia
c'è quello che viene detto anche un colpo di spugna verso le responsabilità del passato, ma per Adriano, a mio avviso, c'è anche una memoria sepolta. Con questa dimenticanza si mette quasi a tacere tutta una memoria che solo in questi ultimi anni abbiamo cominciato a recuperare. Per esempio, sono sicuro che attraverso questa opera Adriano vuole ricordare anche i tanti soldati che dopo l'8 settembre sono stati deportati in Germania. Ne abbiamo la bellezza di circa 800.000, i cosiddetti IMI, internati militari italiani. Pagina di storia recuperata solo da 5-6 anni, se non da prima si parlava solo, quando si è cominciato a mettere i riflettori su questa pagina di storia, si parlava solo degli ebrei, si è cominciato a parlare con il giorno della Shoah, ma dello sfaldamento dell'esercito italiano e soprattutto della anche resistenza che hanno manifestato alcuni e molti di questi soldati italiani che deportati nei lager non hanno aderito alla Repubblica di Salò, perché hanno invitati ad aderire alla Repubblica di Salò. C'è stata anche una pagina di resistenza molto interessante che forse abbiamo dimenticato e solo in questi ultimi anni, un po' alla volta con saggi e studi, si è riusciti a recuperare ancora. Facciamo un ulteriore passo e andiamo verso l'attualità, dove le interpretazioni diventano molto più opinabili. La Grande Mela. Qui il significato della Grande Mela è chiaro, il riferimento alla presenza di una altra ideologia. Vedete che c'è comunque una pallina rossa. Per Adriano lo Stato americano comunque rappresenta un'ideologia, sarà l'ideologia del bene come loro si ritengono di interpretare, sarà l'ideologia anche della democrazia come diciamo l'America cerca di rappresentare. E qui cerchiamo di capire se questa nuova ideologia rappresentata con questa grande mela non rischi di fare del male a dei popoli che, se non guadagnano da soli la propria indipendenza e la libertà, forse esportarla, come si sta cercando di fare, può essere molto rischioso. Quindi il punto interrogativo, ma che è anche di Luciano Canfora, lo studioso che segue meglio questi temi, che ha pubblicato un saggio proprio in questi mesi, Esportare la libertà, punto di domanda, che analizza se è bene o no fare questo tipo di operazioni in Afghanistan oppure in Iraq, eccetera. Il punto è aperto, Adriano non dà una risposta, però si potrebbe dire che la risposta la dà mettendoci il filo spinato, mettendoci un uomo comunque che sembra imprigionato e mettendoci l'ideologia, anche se rappresentata con la foglia della speranza o della rinascita. Per cui Adriano su questo non vuole neanche passare per anti-americano tout court, ma pone degli interrogativi che possono essere interessanti da riprendere, che sono quelli che si pongono anche tutte le nazioni europee quando l'America li chiama a condividere le missioni di pace. Profili canaglie è il riferimento invece a alcuni stati che interpretano il loro modo di esercitare il potere o la democrazia o presunta tale, o anche come dicitura di stati che possono sembrare pericolosi. Quindi profili canagli, noi qui spezziamo la metà e cerchiamo di vedere due volti, due visi che non riescono a parlarsi, anzi sono uno contrapposto all'altro. Quindi interrogativi anche qui aperti, sembra con il filo spinato. E poi questo ultimo, una storia a scacchi, molto emblematico anche questo, che c'è il richiamo all'emisfero, così come è costituito il mondo. Noi lo possiamo leggere sia come l'emblema del dollaro che sovrasta tutta un po' l'economia, il riferimento sempre all'ideologia, all'impero diciamo americano, all'ideologia dell'Occidente che l'America rappresenta, e poi il mondo che sembra essere diviso in nord e sud, il nord a scacchi, il sud invece tutto nero. E qui le spiegazioni sono tante. Per Adriano c'è in atto un continuo confronto con i popoli sottosviluppati. Il mondo odierno non sa come rapportarsi con questa massa di disperati che cercano di salire verso questo mondo dei benestanti, che non è solo un mondo di persone o di forza di lavoro. È interessante la problematica che lui tiene aperta con questa opera, come per dire che questa storia
è continuamente intrisa di riferimenti e interrogativi che si fa fatica a dare delle risposte convincenti. Un'ultima osservazione: quando vi ho parlato un attimo sia sui binari di un carro bestiame, ma anche la dimensione della ferrovia che trasporta questi disperati verso i lager in Germania dell'Est e soprattutto in Polonia, e va bene perché tutte cose che noi sappiamo già, ma è bene che ci si ricordi che anche Padova e soprattutto l'Italia ebbe il suo campo di concentramento. Lo conosciamo tutti, a San Sabba a Trieste come campo di sterminio, dove è stato anche demolito negli ultimi giorni per non lasciare traccia che c'era un forno crematorio che lavorava continuamente anche a Trieste, a San Sabba. Ma soprattutto anche a Padova, vicino a Chiesa Nuova, nella caserma Romagnoli, vero, mi pare che si chiami, ecco, c'era un campo di internati soprattutto dell'est, soprattutto della ex Jugoslavia. Thank you.